Buongiorno da Taglio di Po. Taglio di Po si sta proponendo sempre più un museo a cielo aperto. Infatti l'artista romana Giuseppe Guerriero, con i bambini della scuola primaria GB Stella, ha creato un murales creando un laboratorio dove i bambini hanno colorato direttamente il murales per avvicinarsi quindi all'arte urbana. Tra l'altro in luglio si inaugurerà sempre in questa scuola e sempre con l'artista Giuseppe Guerriero il murales Una fiaba moderna per il delta del Po. Tra le sponde del Po si cela un micromondo di creature dalle più svariate forme che convivono con noi per avvicinare tutti a questa mia visione, ha detto appunto l'artista Giuseppe Guerriero. Questo progetto fa parte di Deltarte, il Delta della Creatività, che è il festival annuale itinerante dedicato all'arte urbana. E naturalmente si ringrazia, oltre all'artista, tutti i volontari di Deltarte e in particolar modo Melania Ruggini. Oltre all'intervento del sindaco e della preside del plesso scolastico tagliorese, vi facciamo vedere altre opere che in questi anni hanno colorato sempre più Taglio di Po. E dopo appunto Loreo, Rosolina e Lendinara siamo molto contenti di essere qui perché comunque rappresenta una continuità per noi l'amministrazione di Taglio di Po e sono ormai 9 anni che collaboriamo. E per citare alcuni lavori, il cartello stradale di Pablo Chieredin, ma il murales di Melinda Sepcic nel parco Piazza Venezia, ma anche il murales di Alessandra Carloni nella Casa delle Associazioni. Potrei citare anche il lavoro di Riccardo Bonafede nella colonna dell'Enel presso Villaggio Perla. E l'anno scorso con Alessio B il lavoro fatto alla scuola Il Girasole e di fronte alla biblioteca. Ciao Giusy, è stata un'esperienza fantastica lavorare con te e le altre ragazze. Penso sia favoloso riuscire a esprimere le proprie emozioni attraverso un'arte visibile a tutti. Adoro il tuo stile di disegno e immagino le ore che ci metti a creare i tuoi capolavori. Si vede che ci metti il cuore nelle tue opere. Spero che ti ricorderai di noi. Un saluto da Taglio di Po. Sicuro! Contenta di questo lavoro e me lo ricorderò sicuramente. E niente, passo la parola. Grazie. Io ovviamente ringrazio Deltarte, ringrazio l'amministrazione comunale che consente queste collaborazioni. Volevo sottolineare come questa attività in realtà racchiuda dentro di sé un sacco di aspetti, ma l'hanno già fatto loro, ci hanno fatto riflettere su quello che è l'attenzione per il territorio, che sono proprio diciamo così, i punti fondamentali che noi dobbiamo portare avanti nelle nostre scuole, ci hanno fatto capire quanto questa attività sia stata socializzante e anche quante riflessioni proprio da un punto di vista tecnico, artistico e considerazione abbiano potuto fare. Sostanzialmente con queste attività concentrate anche in breve tempo noi riusciamo a portare avanti davvero delle competenze che in realtà ci porterebbero via tantissimo tempo nel corso dell'anno scolastico. Invece queste esperienze hanno anche il potere di fissare poi quello che si fa. Questi ragazzini sicuramente se ne ricorderanno. Ringrazio subito la preside che mi ha preceduto per la disponibilità. Ringrazio anche Deltarte, in particolare Melania, che collabora con noi da tantissimi anni, da quando noi abbiamo iniziato questa esperienza amministrativa ormai nel 2012, e ringrazio l'artista che quest'anno è qua con noi, Giusy. La particolarità che ha anche questo murales, questa idea, oltre all'anno, più che un anno, ormai quasi un anno e mezzo che siamo in questa situazione, e quindi il fatto di ritornare a fare un'attività insieme, e inoltre siete ritornati a fare un'attività insieme disegnando quello che è il vostro territorio. Una cosa che dovete sempre ricordarvi, che un po' ci dimentichiamo, guardo anche te che magari vieni da Roma e quindi lo conosci per la prima volta, non so, per la prima volta, ricordatevi sempre che abitiamo in un territorio meraviglioso. Al di là di quello che possono dirvi tutti quanti, ricordatevi sempre che abitiamo in un territorio meraviglioso ed è compito nostro farlo conoscere, ma in prima battuta conoscerlo noi, perché se conosciamo la nostra casa, il luogo in cui viviamo, conosciamo le bellezze, riusciamo sicuramente a raccontarle anche a chi viene da fuori, e riusciremo sicuramente a raccontarle con quell'empatia
quella meravigliosità negli occhi che sicuramente sa trasmettere questa nostra casa, questo nostro territorio.